fanno subito, se fatto uno per 10 minuti, non si sa quando. Sappiamo le due numero uno il cane. Che è appunto il creatore del museo del calcio siciliano. Molto piacere. Todo Schillaci, la 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 la, Todo Schillaci. Accoglienza da mondiale. Guarda, la firma ci vuole. Te la metto. Sei milanista, sì. No, io no. Io niente, ho iniziato a grazie. No, c'è Stefano da Mombio, Pozza da Mombio! Come stai? Lei si è giocatore, eh? Lui è giocatore. Guarda che foto che c'era. Cammoletto c'è, no, Cammoletto sei. Quella, come stai? Tutto bene? Io a Messina abbiamo lasciato un po' di ricordi. Un po'! Soprattutto di... No, vabbè, tu Io occhi lucidi. No, veramente io a Messina mi sono... Loro lo sanno. È stata una bella piazza e poi ci siamo trovati tutti bene. Poi un po' tutti, eravamo un bel gruppo, poi tutti. Siamo stati bene, siamo stati bene. Ti presento il presidente del club che fa sapere. Molto piacere. Molto piacere, molto piacere. Totò, ti stanno ascoltando e vedendo i tifosi del Messina, siamo in diretta su Universo Messina. Ah sì, un grande abbraccio da parte mia. A Messina sono stato benissimo. Totò, ci manchi tantissimo, Sono stato non bene, benissimo. Mi hanno adottato quindi. Un po' tutti i giocatori. Mi rimane sempre nel cuore. Guarda che per la prossima stagione ci manca ancora la punta centrale. I difensori non mi mancano. Ma secondo me Totò, secondo me in questa Serie C 10-15 gol li faresti ancora. A queste età dico, Ormai sono vecchio quindi. Ah! Un po' non È modesto, è modesto. gallina. Ormai sono vecchio. Senti il gol più Però bello è che hai fatto. in bocca al lupo. Il gol più bello che hai fatto col Messina. Secondo me quel io dico 3-0 sempre a che- Catanzaro, quel gol eri Non praticamente me ne sulla linea di ricordo i fondo gol campo. del Messina che sono passati tanto tempo, però io dico sempre che quelli che ti aprono la porta, cioè ti danno la possibilità di iniziare la tua carriera è stato il primo gol. Quello ti ha aperto un po' le porte, cominciato a farti conoscere, la gente, la pubblico, poi contro il Banco Roma la seconda partita. Quelli sono i gol più importanti, ti fanno conoscere e ti fanno entrare, come dire, soprattutto avere una maglia titolare che è importante e poi entrare nel cuore dei tifosi del Messina. Io mi ricordo quando hai esultato c'era uno con Fianello Grosso che andavo sempre a braccio. Domattina ci vado, domattina vado, domattina vado. Bella... Dopo 35 anni Andateci insieme al Giovanni Celeste domani mattina. Domani vado in Calabria, devo andare a Sidè. Però, come dico sempre con gli interviste, per me Messina è stato importante, fondamentale. Se non fossi arrivato a Messina non avrei fatto tutto questo successo. Però mi sono trovato benissimo, bene bene. Sì, mi hanno adottato tutti, ma poi tutti i giocatori hanno avuto, devo dire, è stato un bel ambiente, un bel gruppo, tutti. Partire dalla C2 e arrivare a B. Il dottor Ricciardi è stato come un Dottore, Ciccio Currò, le tifoserie, i giocatori, un po' tutti. C'è stato questo bel
come si chiama questo bel feeling. quel primo gol, perché hai fatto quel primo gol Sì, sì. che ti ha aperto la E strada. poi c'era Liverdini, poi ho segnato io, a lui l'hanno venduto. Dico sempre che è importante far gol, che quel gol ti ha aperto un po' la strada, ti ha fatto conoscere. Senti, quanti l'hai fatto arrabbiare il professor Scoglio a Zeman? Un po' a Zema, Gli scusa. altri non si- Scoglio no. Ti ricordi quella volta che ti mise in panchina contro il Monte il martedì? No, Scoglio. A volte lo racconto veramente. No, con Zeman ci sono stati un po' qualche piccolo problema, però poi alla fine insomma lui era così fatto come carattere. Invece Scoglio mi faceva, per me era un padre, quindi scendi in campo e fai quello che vuoi. E segnava, Sai e Totò segnava. Cosa ha detto a Peppe Segna. Ruggeri Zeman Sì. qualche mese fa? Ha detto Totò non segnava, non segnava fuori casa, non correva, non Sì. correva. Mi diceva Si ricorda sempre, ancora che non correva. no, mi diceva Zeman, vabbè Zeman ho visto un paio di mesi fa, ci siamo salutati in aeroporto. Lui mi diceva sempre Totò sei sempre ultimo, correvamo, facevamo la corsa, Correvamo sei sempre ultimo Totò. E io ho detto, mi se uno arrivare ultimo, quello sempre. Quello sempre.